Il viaggio di paese mio questa settimana approda in Val Petronio e ci troviamo a Bargone di Casarza Ligure, alle mie spalle il Monte Tregin, di lato invece si può ammirare la chiesa di Bargone vicina alla casa natale del Santo Agostino Roscelli. Martin Luther in the game of life. Yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Iniziamo il nostro viaggio di conoscenza del paese di Bargone insieme al sindaco Claudio Muzio, sindaco di Casarza Ligure, e ci troviamo proprio in uno dei caratteristici carugi di questo centro, così ben tenuto e anche così molto raccolto. Sì, Bargone è particolare, molto bello, è stato sostanzialmente rimesso a posto una decina di anni fa. Questo è un carrugio straordinario, sono degli scorci assolutamente meravigliosi. E insomma sono quelle frazioni che sono poco conosciute ma che al loro interno hanno delle ricchezze straordinarie. Quindi noi come amministrazione comunale cerchiamo di intervenire sulle frazioni. Su Bargone abbiamo fatto tanti investimenti, l'abbiamo fatto veramente consapevoli che abbiamo una ricchezza, che la nostra comunità ha una ricchezza che va utilizzata e che va promossa. Abbiamo scelto questo luogo per iniziare il nostro viaggio perché è un luogo molto significativo. Ci troviamo di fronte alla casa del Santo Agostino Roscelli. Bargone è terra di poeti, poi lo vedremo, è terra di santi. Qui è nato proprio Don Agostino Roscelli, e lui è nato nel 1818 ed è morto nel 902 alla veneranda età, per quei tempi, di 83 anni. E la sua storia è una storia molto, molto particolare. È stato un uomo che ha fatto tanto bene, ha fondato anche le suore. Sostanzialmente possiamo dire che questo è un orgoglio per la nostra comunità, poter avere un luogo dove è nato una persona che è stata dichiarata beata da Giovanni Paolo II nel 95. E qui c'è un pellegrinaggio, insomma, di persone che vengono non solo a visitare la casa ma a rivivere nel ricordo. Origini umili, origini anche contadine se vogliamo, si può notare anche da alcuni complementi dell'arredo di questa casa che sono ancora custoditi all'interno. Ma guardi, è proprio dalle origini umili e contadine che nascono le grandi persone. E lui appunto, forse proprio per questa sua provenienza, veniva da una famiglia molto povera e fin da bimbo si occupò del gregge, quindi una attività tipica dei luoghi delle frazioni. Ebbene, proprio da lì probabilmente trasse questa sua vocazione verso l'aiuto al prossimo e ai bisogni delle persone più umili, per cui credo che sia un elemento valoriale quella provenienza. Bargone oggi come vive? È una frazione ancora molto popolata del comune di Casarza Ligure. Sì, Bargone è una frazione molto popolata che durante l'estate raddoppia quasi i suoi abitanti. È una frazione che è stata sostanzialmente rimessa a posto e vi sono molti residenti, ha tanti servizi. Io vado un po' orgoglioso dell'ufficio postale perché insomma, che è proprio qui a pochi passi. A pochi passi, adesso lo vedremo, che è stato riaperto nel 2012 dopo 6 anni di chiusura. Lei capisce che per una frazione come Bargone e come tante altre avere un servizio di quel tipo significa mantenere il presidio, e soprattutto per le persone anziane. Quindi questo è un fatto molto importante. Abbiamo un bellissimo negozietto in piazza, anche questo tema dei negozi nelle frazioni che faticano ad andare avanti è un altro tema che dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte di chi ha la possibilità, insomma, di trasferire fondi e di aiutare questi, io li chiamo un po' coraggiosi, diciamo così, perché un servizio come un negozio di alimentari in piazza è un punto di aggregazione, è un punto dove le persone parlano, si incontrano e poi, insomma, se si ha bisogno di un litro di latte o di un litro di prosciutto non si devono fare chilometri per andarlo a comprare. E sono anche quei servizi che consentono di mantenere la popolazione sul territorio. Certo, se non si danno i servizi poi le frazioni si spopolano e quindi è un preciso dovere delle amministrazioni comunali non solo di parlarne delle frazioni ma di investire, anche se poi
magari in termini di voti non sono diciamo così importanti, però sono importanti perché una comunità come ad esempio la comunità di Casarza è una comunità che ha tante frazioni belle. Ora siamo a Bargone, ma io Cardini, Verici, Novano, insomma è una ricchezza questa, una ricchezza che non va sciupata e che va, ripeto, valorizzata, e poi la gente si ferma perché il posto è talmente bello. Guardi un po' lì il Monte Tregin, abbiamo il SIC, il lago preistorico, abbiamo una serie veramente di ricchezze La possibilità anche di fare escursioni, di visitare degli ambienti incontaminati. Certo, ambienti incontaminati che, ripeto, come dicevo, nella zona del Bocco di Bargone c'è questo lago preistorico che fa parte di un SIC, che vengono escursionisti da fuori, quindi capisce che è un movimento per la frazione che aiuta poi a mantenere vivo il negozio e comunque viva l'attenzione su un luogo che è straordinario. Monte Tregin credo che siano dei posti più belli e incontaminati della Liguria. E tra l'altro adesso abbiamo aggiustato la strada per poterci arrivare grazie a un consorzio. Devo ringraziare insomma le persone di Bargone perché si sono attivate e mi accorgo che hanno passione e che ci tengono alla loro terra, e quindi i comuni riescono a fare le cose se le promuovono ma poi si avvalgono della volontà, della passione, del cuore di chi ci vive, perché altrimenti i comuni da soli non riescono comunque a portare a casa risultati come quelli che abbiamo portato a casa a Bargone, che ci inorgogliscono. Siamo entrati nel negozio di alimentari di Bargone che è gestito da Carlo Roscelli. Insomma, è un'attività questa che dà lustro anche a questa frazione e che è sicuramente un servizio anche per la gente che abita qua. Certamente, più che altro è un punto di ritrovo per le persone anziane, le persone che abitano qua, perché ormai siamo più in pochi in questa frazione, nel quale ci sono più persone anziane che persone giovani. Questo diventa molto impegnativo per me, che comunque essendo qua in questa frazione mi devo rifornire tutti i giorni con delle robe, degli alimenti freschi che necessita il paese, e quindi essendo distante dal punto della città i fornitori non vengono, quindi diventa molto impegnativo a rifornirsi tutti i giorni e tirare avanti questa attività. Quindi ci vuole anche un buon coraggio per mantenere questa attività. Assolutamente, assolutamente, anche perché oggi, come lei sa, l'impegno, ma più che altro la pressione fiscale, tante cose soffocano queste piccole attività che in un paese così diventano molto importanti, perché, come le dicevo, più che la vendita, le persone hanno bisogno di un punto di ritrovo, di un punto dove socializzare e incontrarsi con le altre persone del paese. E questo più che altro la funzione di una piccola attività come questa. Servono anche per mantenere le persone sul territorio, così come anche il vicino ufficio postale, sono servizi che sono indispensabili. Certo, anche grazie al nostro sindaco è riuscito a portare nuovamente la posta nella frazione. Speriamo che i giorni di apertura siano superiori rispetto a quelli che oggi purtroppo è solo al sabato, quindi capisce che è un po' poco, però ogni cosa fa mucchio, purtroppo è così. Speriamo che in futuro ci sia qualcosa di più da offrire alle persone del paese, e poi tutto quello che viene in più è una cosa sempre positiva, è una cosa... Voi che generi tenete? Un po' di tutto? È un po' di tutto, dalle generi di prima necessità, pane, latte, frutta, e gli affettati più belli, quindi le cose che attirano di più una persona che entra in una piccola attività, che giornalmente consuma le cose primarie, di prima necessità. Sono quelle che io punto, non tanto le cose che possono anche comprare in un supermercato, ma quanto le cose di prima necessità, che sono fondamentali. In un certo qual modo a chilometro zero, perché siete qua proprio nelle vicinanze. Assolutamente, cercando di essere il più possibile onesti, perché quella è la cosa fondamentale. My mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart aches,
A Bargone c'è la casa delle Suore Immacolatine, volute e fondate da Don Agostino Roscelli, che è nativo di Bargone. E in questa casa troviamo Suor Giuseppina e Suor Valeria, che sono qua da poco tempo, ma che da quanti anni voi siete in quest'ordine religioso? E io sono 55 anni, uguale, noi due siamo entrati assieme, sa? Viviamo assieme, guarda, siamo stati fortunati. 55 anni? Nei 55 anni di vita religiosa. Prima di Bargone dove è stata lei? Prima di Bargone sono stata a Genova, lì all'Opera Pia, che c'erano prima i bambini, poi i bambini non c'è più, si è chiuso l'istituto e loro sono andati in pensionato. Sai che c'è un pensionato lì all'Opera Pia? Quando è entrata? E lei invece, prima di essere qua a Bargone, dove è stata? Io sono stata 35 anni a Roma, in periferia, nella zona di Primavalle, Borgata Focaccia, Casalotti. Lì avevamo aperto la nostra casa generalizia perché era una zona molto di periferia e le autorità religiose avevano chiesto che ci fosse stata una scuola. Allora, aprendo la nostra casa generalizia, abbiamo fatto una scuola e abbiamo ospitato dal 73 al 2008 la scuola che è formata dalla scuola materna, elementari e medie, e complessivamente frequentavano circa 500 alunni. 500 alunni che erano in prevalenza figli di emigrati, persone che venivano a Roma per trovare una sistemazione migliore e certamente trovavano la casa lì in periferia, però c'era la carenza di scuole, soprattutto scuole diciamo cattoliche, ecco. E allora noi avevamo una forte frequenza. Poi però per vicissitudini finanziarie abbiamo dovuto chiudere con grande rammarico, perché lì i ragazzi frequentavano volentieri. Adesso questa scuola è diventata un'università, è stata comprata da un'associazione laica ed è diventata l'università Niccolò Cusano, e ha 5 facoltà, dicono, e siccome è una zona molto giovane è molto frequentata. Qual è il carisma specifico delle Suore Immacolatine? Noi come carisma è sulla carità, fare accoglienza a tutte le persone che vengono. Poi dopo la prevalenza anche giovani, ecco, giovani, bambini, e poi abbiamo anche l'assistenza negli ospedali, nelle opere caritative. È l'opera che normalmente queste istituzioni danno per aiutare le persone più deboli. Quando avete abbracciato questo ordine religioso c'erano molte più vocazioni rispetto adesso? Certo. Noi eravamo nel nostro noviziato dal 58 al 60-62, eravamo circa in 30 novizie. Allora, divise però in varie, come posso dire, in un cammino, perché si iniziava come postulanti e poi come novizie del primo anno, secondo anno e poi prima professione. Eravamo circa una trentina, suddivise in queste 3 categorie. Adesso invece siamo molto scarse. Qui a Bargone siete rimaste in 2? Siamo rimaste in 2 perché le altre suore sono mancate,
cosa vuole Poi non avendo più attività pubblica, non avendo scuola, e avendo carenze anche di vocazioni, non ci si può permettere di avere una comunità molto, molto numerosa. Ecco. E poi il paesino è piccolo, le esigenze non sono molto, come posso dire, insomma, più che fare accoglienza a queste persone anziane, non c'è gioventù, perché si riversa in particolare nei centri più abitati dove vanno a scuola, a Genova, così, a Chiavari, perciò qui non è che ci sia necessità di molto apostolato in questo caso. Voi fate principalmente accoglienza quindi di persone anziane? Sì. Gruppi che vengono, anche gruppi parrocchiali che vengono per esempio a trascorrere qui una giornata di preghiera, una giornata insomma che possa unire anche l'aspetto di relax anche all'aspetto di preghiera. E allora questi gruppi parrocchiali, gruppi di associazioni cattoliche, scuole, per esempio le nostre scuole di Genova con le loro famiglie vengono qui e trascorrono una giornata serena. Essere nel paese natale del santo che ha dato poi origine al vostro ordine, che cosa rappresenta un po' per la vostra missione? È un privilegio, in effetti io parlo personalmente, ma penso che sia anche Sor Giuseppina d'accordo con me. Noi Suore dell'Immacolata abbiamo in somma stima il nostro fondatore, il carisma, la persona stessa del nostro fondatore. Ne abbiamo sentito parlare tanto nel nostro periodo giovanile di formazione. E l'essere proprio alle radici della sua vita, il pensare che per queste stradine, per questi carugi ha camminato il nostro fondatore, è motivo di gioia. L'andare in chiesa, il sapere che lì è stato battezzato, ha ricevuto la grazia del battesimo, lì ha vissuto i primi anni della sua infanzia, è stato educato alla vita cristiana. Poi leggendo anche la biografia viene detto che il parroco di questo paesino ha scoperto in questo santo certamente dei valori cristiani e dei valori che aveva in sé molto validi, e ha cominciato a educarlo per avviarlo alla vita sacerdotale, e questo è proprio avvenuto qui in questo paesino. Ci aiutiamo molto, molto. Poi noi dobbiamo dire che non solo facciamo le opere così, anche per la Chiesa, perché il parroco non c'è sempre, celebra la messa ogni 15 giorni alla domenica. Allora noi due facciamo la liturgia della parola alle persone. Vengono numerosi? Sì, vengono le persone di Bargone e sono contenti quando noi facciamo la liturgia della parola. Però noi non stiamo solo alla liturgia della parola, andiamo giù anche a Casaccia a sentirci la messa alle 10:30 per forza, perché siamo religiosi. Ecco, questo è il nostro compito proprio della Chiesa, che dobbiamo pensarci per la Chiesa, ecco, essere presente, aiutare il parroco, perché anche lui c'ha tanto da fare. Il parroco è della parrocchia di Casarza, sì. e poi è qui sostituisce il parroco che dovrebbe essere proprio di Bargone, perché non c'è più, e allora fa quello che può, viene ogni 15 giorni. Noi non abbiamo la messa giornaliera nella nostra cappellina, però c'è un sacerdote che viene sempre dai paesi vicini e celebra la messa 2 volte alla settimana. Richiamavamo prima le peculiarità sia religiose, abbiamo visto la casa del santo Agostino Roscelli, sia culturali della frazione di Bargone. Qui dove ci troviamo?
E ci troviamo in via Areccio, verso via Areccio, e questa è la casa dove visse Umberto Fracchia e dove trascorse gran parte della sua esistenza, soprattutto l'ultima parte, è di proprietà del demanio. E c'è una convenzione col comune di Casazza Ligure, è stato un intervento che dura da tanto tempo di restauro. Lì ci sono i giardini che sono meravigliosi. Adesso noi siamo in contatto con la soprintendenza per cercare di recuperare anche il giardino e di aprirlo alla comunità. Questo è un momento, diciamo, straordinariamente importante per la frazione di Bargone, ma per la nostra comunità intera, perché Umberto Fracchia, a cui è dedicata una biblioteca che è a Villa Sotanis in comune di Casazza Ligure, è un personaggio, diciamo, dal punto di vista culturale molto importante, un futurista che, insomma, è molto considerato, che amava Bargone, come diceva Pier Giorgio Melantone, che è stato un mio assessore che purtroppo non c'è più, e lo ricordava sempre. E mi diceva, sai, Fracchia diceva che quando se fosse diventato cieco avrebbe riconosciuto Bargone anche da cieco solo dal calpestio dei passi e dalle strade che avrebbe percorso. La curiosità è che lui non era originario di qui. Lui non era originario di qui, lui ha sposato una donna di Bargone e però poi si è innamorato di questi luoghi e le sue spoglie sono ospitate nel mausoleo Fracchia, che adesso andiamo a visitare, che sarà una sorpresa purtroppo negativa per tutti, una grande ricchezza sulla quale stiamo lavorando ma lasciata in abbandono quasi totale. Ora lo vediamo. Ci troviamo di fronte al mausoleo che ospita le spoglie mortali dello scrittore Umberto Fracchia. Come anticipava, si trova in uno stato di profondo degrado. Sì, purtroppo sì, è una delle ricchezze che abbiamo e che sono un patrimonio non solo della nostra comunità ma dell'intera Liguria e che non sono valorizzate per quello che davvero valgono. Questo è una struttura dell'architettura postfascista. Venne edificato nel 1953 su un progetto dell'architetto Del Debbio di Milano, uno studio molto famoso, insomma paragonabile agli studi di architettura più famosi odierni come quello di Piano. Ecco, se dovessi fare un paragone direi una cosa di questo tipo. Vennero qui le spoglie di Fracchia nel 1959. Ricordo, non perché lo ricordi, perché l'ho vissuto, ma leggendo e anche sentendo ciò che mi dicono gli abitanti di Bargone, che in allora vi fu un comitato di accoglienza formato da personaggi molto illustri, il sindaco di Genova Pertusio, il presidente della provincia di Genova di allora Maggi, il sindaco di Casarza Zeffirino Bigi e Eugenio Montale. Questo per dire la statura del personaggio. Lui è un futurista molto apprezzato e ho saputo che Pirandello, il suo Uno Nessuno 100.000, lo pubblicò sulla rivista fondata da Umberto Fracchia. Era una rivista che veniva diciamo fuori una volta un settimanale sostanzialmente e non ebbe grande successo perché i romanzi la gente li vuole leggere tutto di un fiato. Però insomma parliamo di un personaggio di questa statura. Adesso noi abbiamo cercato di intervenire su questa struttura, abbiamo coinvolto la soprintendenza che è stata di una disponibilità assoluta, abbiamo recuperato i disegni a pastello fatti ancora di allora e speriamo di poter mettere le mani su un patrimonio enorme. Tenga presente, e questo la dice lunga su come in Liguria valorizziamo il nostro patrimonio, che questa struttura che allo Stato è ancora di proprietà del demanio, quindi dello Stato, è stata messa a catasto come un manufatto dell'Enel, una cabina dell'Enel. Ecco, e questo purtroppo è una cosa che amareggia, però il nostro dovere è quello di recuperare questi luoghi, questi posti, queste strutture, cercare di valorizzarle, perché Bargone, come dicevo prima, ha la casa del santo dove è nato e la casa del poeta e le spoglie del poeta. E si potrebbe veramente utilizzare questa ricchezza per promuovere la frazione, come stiamo cercando di fare, per sviluppare un turismo religioso e culturale che possa portare qui persone da fuori e quindi aiutare a mantenere i servizi, il negoziato e via dicendo. Sometimes I feel like I can't even sing.
Con la vista sulla chiesa di Bargone ci siamo spostati alla Domus Franca, che è gestita da Franca Obertello e che è diciamo così, una struttura che accoglie turisti. Sì, turisti, più che altro tedeschi che vengono, olandesi e comunque anche qualche italiano, però lavorando con agenzie tedesche naturalmente più tedeschi. E da quanti anni ha avviato questa attività? L'anno sarebbe il quinto. Sì, quinto anno. Lei ha ristrutturato questa abitazione? Casa era una casa di mia mamma che aveva fatto negli anni 70 e poi, cioè, dato che a me piace comunque molto la gente, così ho avuto altre attività, allora ho deciso di avere, visto che io non posso andare in giro per il mondo, ho detto magari vengono un po' il mondo, viene da casa mia e quindi ho fatto questa attività che mi piace tantissimo. Sì. Sono 2 appartamenti. Sì, ho diviso in 2 questo appartamento che era tutto uno e quindi sì, sono 2 appartamenti. 2 appartamenti che possono accogliere famiglie, turisti. Sì, diciamo che a me non piace accogliere tanta gente perché ho sempre paura che mi facciano dei danni, quindi preferisco in un appartamento ho messo 2 persone questo. E massimo 3 se c'è un bambino con la culla, e nell'altro 3, massimo 4 perché c'è anche il divano matrimoniale. Come sta andando questa attività? No, questa attività diciamo che l'anno scorso è stato un disastro e quest'anno speriamo meglio, almeno adesso si presenta meglio già, quindi Chi viene apprezza questo panorama, questa suggestività di Bargone? tantissimo, sì. C'è gente che viene qui e praticamente non si muove per tutta la durata della vacanza, se ne stanno lì nel prato, se ne stanno qui tranquilli, non è gente. Ma infatti, cioè, pensando che se vengono qui a Bargone non è gente che vuole la spiaggia sotto, diciamo, sotto casa, perché allora se ne vanno a Sestri o un'altra parte. E in effetti qua possono godere della tranquillità e poi comunque volendo anche fare una scappata al mare. In 10 minuti arrivano alla spiaggia, Riva, Sestri. E poi qui comunque è un punto anche molto, diciamo, strategico perché si muovono Cinque Terre, Genova e le località bellissime di qua, Portofino, Santa Margherita, insomma, Camogli. Ammirando il panorama di Bargone dall'alto possiamo vedere anche delle zone che stanno ritrovando un po' di coltivazione, ecco, c'è anche un ritorno alla terra. C'è un ritorno alla terra, meno male, perché comunque è bellissimo vedere questi campi qua arati. E Bargone, quando io ero piccola, era in questa stagione praticamente rosa, tutto rosa, perché c'era la coltivazione di pesche, non so se lo sa. E Bargone era famoso per la coltivazione di pesche e per la coltivazione delle fragole, infatti questa è via delle fragole. Ed estate c'è la La sagra. famosa sagra delle fragole, sì. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. Ora ci troviamo alla Silverado Fattoria Righini con Enzo Arighini che ne è il titolare e che si è trasferito qui da poco tutto sommato. Sì, sono 3 mesi circa che siamo operativi. Prima dove eravate? In Val Brevenna, nel Parco Naturale dell'Antola. Gran bel posto, ma esposto diversamente. Qui riusciamo a praticare più il settore equestre, che lì invece non riuscivamo a sviluppare più di tanto. Quest'area qua quindi vi dà l'opportunità anche di un maggiore sviluppo anche per la vostra attività? Assolutamente, facciamo passeggiate con i cavalli, offriamo un punto di ristoro, di riposo per i viandanti e comunque chiunque passa di qua. C'è tanto percorso escursionistico, ci sono tantissimi bei sentieri, abbiamo degli appoggi di colleghi dove collaboriamo già da adesso. All'interno qua di questa scuderia ci sono i cavalli, quelli utilizzati da salto. Quanti esemplari avete? Abbiamo 23 cavalli americani, 8 inglesi e poi abbiamo asini, pony, mini pony e quant'altro. In tutto quanti animali?
Sono quasi 50 cavalli, 49 per l'esattezza, poi ci sono 5 asini più i vari puledri che stanno venendo fuori, ne vedremo qualcuno. Abbiamo un allevamento avicolo molto piccolo, intorno alle 200 galline da uova. Curiamo anche le razze ornamentali, quelle un pochettino più diverse, comunque più estetiche che da uova. Non facciamo macello, non abbiamo animali da macello. Quindi la vostra è principalmente un'attività di allevamento e di fattoria didattica. Noi siamo fattoria didattica, da anni lavoriamo con le scuole, con famiglie, singoli, sia con le passeggiate che con altri percorsi, con le capre, dal latte al formaggio, con le api. Fate anche una produzione anche di prodotti derivati dal latte. Sì, diciamo che adesso, essendo appena arrivati, sono appena in costruzione. Nella vecchia fattoria sì, era il nostro, diciamo, pane quotidiano. Alleviamo anche maialini vietnamiti, bulgari, thailandesi, tutte comunque razze ornamentali e da compagnia. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick. Qui ci siamo trasferiti nella zona dove sono custodite le capre. Sì, ci sono le capre, adesso sono tutte libere. Questi sono o i becchi, i maschi adulti che non vogliono che stiano insieme. Esatto, che stiano insieme alle altre, oppure ad esempio quelle due lì che sono ancora da mungere, e allora le ho chiuse momentaneamente perché mi erano saltati dalla mungitura. Ora le hai liberate e dove vanno? Vanno a pascolare? Sono tutti liberi, tutti gli animali qua, cavalli, cavallini, asini, pony, capre, pecore, sono tutti liberi, vengono richiamati da noi in base appunto all'utilizzo, o se piove vengono da solo, se è brutto tempo, fuorché le pecore che se ne infischiano del brutto tempo, ritornano tutti. Come fai a richiamarli? E ci sono a fischio, a verso, e poi comunque fanno tutto da loro, ormai sono abituati. Sono obbedienti? Sì, molto obbedienti. E lì c'è la nera, quello è un cavallo, è la madre di quella lì, quella è la sua puledra di 2 anni fa, e vanno tutti d'amore d'accordo. Questo è un asinello invece. Sì, è una Quanto ha? zanella. È a quasi 3 settimane. Quindi è appena nata. Sì, è appena venuta al mondo. È dolcissima, brava come tutte le altre, un cagnolino. Voi in qualche modo li addestrate ad essere così socievoli anche con le persone che si avvicinano? Viene da sé, bisogna starci dietro tutto il giorno, tutti i giorni, per arrivare ad avere animali del genere. Comunque fanno tanto da sé, poi ovviamente vanno inquadrati in base a quello che andranno a fare, se bellezza, se monta western, se monta inglese e così via. Anche gli asinelli? Gli asinelli li utilizziamo per l'asino trekking, ovvero vanno con chi fa passeggiate per portare gli zainetti, o se no anche montati. Ce l'ho giù, quelli che utilizziamo da monta, sono giù in quei capannoni bassi. Un asino qual è la sua vita media più o meno? Ma, noi abbiamo un asino che ha 27 anni, su per giù. Abbiamo anche cavalli a pensione che passano i 30, su per giù diciamo che è tra i 25 e i 28 anni, giù di là. E i cavalli? Uguale più o meno, sì. Adesso quali altri esemplari della fattoria stiamo ammirando? Questa è una coppia di zebù, delle vacchette africane. Dove provengono?
Africa sono utilizzate anche in Sud America, delle varietà anche in Nord America, ce n'è veramente di tante, mi pare siano 42 varietà di quelle 42 razze. Che caratteristiche hanno rispetto alle nostre mucche, alle nostre... Diciamo che si accontentano di ogni tipo di pascolo, anche del più grullo, del più secco, e hanno appunto quella gobba modello dromedario dove diciamo è l'indice un po' del loro stato di salute. Se non c'è gobba o se è moscia vuol dire che non stanno bene. Bevono molto poco rispetto alle nostre mucche, e il latte, diciamo che per quello che mangiano e che costano ad essere mantenute, va bene, diciamo è accettabile. Si sono in qualche modo conformate anche al loro territorio, che è il territorio più aspro, quello dell'Africa, dove quindi anche c'è meno disponibilità di acqua, di alimenti. Di acqua e di pascolo verde. Poi mangiano benissimo il verde come il secco, addirittura la paglia, mangiano veramente tutto. Poi non è il problema di questi posti qua, perché di pascoli ce n'è veramente tanti. Com'è nata questa passione per la fattoria? Innata, da quando ero bambino. È il sogno in un cassetto di un bambino. Sei riuscito a realizzare? Sì, sono diciamo in continua evoluzione, ma direi di sì. Con fatica oppure insomma sei riuscito abbastanza con tranquillità? Se parliamo di fatica fisica non è misurabile come ore di lavoro. Se parliamo diciamo sotto un aspetto di gratificazione così, assolutamente sì, diciamo è un bel mestiere, un bel lavoro, e lo farei anche gratis. E da un punto di vista anche proprio economico è impegnativo riuscire a mettere un'azienda così con tanti esemplari anche a mantenere. Certo, non lo fai in 2 anni, ci vogliono comunque parecchi anni di lavoro per riuscire ad arrivare a un livello di autosostentamento e poi comunque di guadagno. Poi si lavora anche per guadagnare, perciò. Ci sono altri esemplari che vorresti portare nella tua fattoria per arricchire anche le specie che già stai allevando? Sì, non ci sarà mai un termine, perché è una mia malattia, una passione per il bestiame in generale. Ho già i lama, ho un dromedario che al momento è presso un'altra fattoria, abbiamo varietà di pecore. Insomma ne abbiamo già, siamo appunto adesso in trasferimento, in ristrutturazione, e allora facciamo un po' un passo alla volta. My only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tra i personaggi storici e di uno spessore culturale che Bargone annovera tra i suoi abitanti c'è la figura del professor Alfredo Obertello, e noi ci troviamo proprio all'interno dell'abitazione del professore insieme al figlio Luca. Possiamo in sintesi raccontare un po' la storia di suo papà, che è partito da Bargone ma che poi ha compiuto anche dei viaggi che lo hanno portato all'estero? Prima di tutto ha compiuto gli studi qui e si è laureato a Genova in francese. Dunque mio padre è del 4, quindi lei faccia il conto, si è laureato a 22 anni. Poi ha risposto ad un avviso del Times di Londra, e che appunto chiedeva un insegnante delle prime vie, insegnamento proprio linguistico per l'Università di Cardiff nel Galles. È stato scelto come primo tra tutti i concorrenti, è andato in Inghilterra a 26 anni se ben ricordo, e si è naturalizzato inglese e ha fatto tutta la carriera universitaria in Inghilterra, passando prima in Galles, poi in Scozia e poi infine a Londra, dove è stato chiamato come primo professore di italiano in assoluto
del mondo inglese nel 1939, per essere esatti. Quindi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Perfetto, quando questa si profilava, il rettore dell'università lo chiamò in privato e gli disse: guarda, noi abbiamo la massima stima di te perché sappiamo che sei una persona del tutto affidabile, ma sappi che qui sta per scoppiare la guerra e che tutti gli italiani e i tedeschi verranno internati e regolati tu. Mio padre mandò mia madre, che era incinta di me stesso, subito in Italia dai miei nonni, insomma, I suoi nonni che abitavano qua a Bargone. che abitavano a Bargone, e poi sistemò le sue cose, prese l'ultimo vaporetto che attraversò la Manica e tornò in Italia. E questo è stato una cosa provvidenziale, perché gli italiani e i tedeschi che erano stati internati furono, come dire, raccolti in una nave che fu mandata nominalmente in America, ma poi a un siluro a mezza strada morirono tutti. Riuscì a salvare la vita a se stesso e anche alla sua famiglia. In effetti, guardi, questo è stato un miracolo veramente. E poi partecipò al primo concorso per cattedre, lo vinse a Genova e poi passò a Milano. E da lì poi passò a Milano, statale, cattolica e così via. E poi andò in pensione. Quando arrivò alla pensione, rimase qui a Bargone. Ritornò nella sua Bargone. In effetti, non tanto per il complesso dell'emigrante, che non aveva neanche per una fissa sentimentale, chiamiamola così, come certuno ha pensato, ma per una convinzione che ha sempre avuto, e io posso testimoniarlo, che il ritorno alla terra è essenziale per ogni civiltà seria. Infatti ho un suo allievo, che adesso insegna in Inghilterra, che è un poeta di primo ordine, Giuliano Dego, in una poesia che è rimasta nota, ha scritto, cioè gli ha attribuito il titolo di Saggio della Terra, perché insegnava proprio in classe, ha sempre insegnato, che senza questo collegamento con la terra non c'è civiltà che tenga. E io stesso, modestamente, insomma, non è che voglia seguire le sue orme, ma io vorrei poter tornare a Bargone e sto facendo l'impossibile per tornarci e per finire i miei giorni qua, perché sono anch'io convinto, dopo aver insegnato tutta la vita e seguito un po' in quello le orme di mio padre, però sono convinto che se non c'è l'adesione cordiale al mondo, come dire, agricolo, non c'è possibilità di riscatto. Io ricordo come era Bargone quando ero ragazzo, era un giardino, era tutto coltivato, ma tutta la Liguria, tutta l'Italia, adesso è un deserto. Questo è un danno gravissimo sul piano economico, chiaramente, che dipendiamo dall'estero per il 70% di quello che mangiamo, sia carne sia altri prodotti. Questa è una cosa che per un paese sensato è inconcepibile. Secondo, per l'habitat, chiamiamolo culturale, chiamiamolo mentale, spirituale, perché la vita in campagna porta serenità, porta distensione, porta rapporti cordiali tra le persone che oggi sono spariti, e questo è un gran male per tutti. Io sono convinto, e questo voglio dare testimonianza anch'io con la mia presenza, se possibile qui, che bisogna ritornare alle origini e tornare alla propria terra. Guardi, qui è questione di civiltà, ecco. Certo. È questione di umanità, non so come chiamarla. In questa casa custodite anche dei ricordi proprio di suo papà? Sì, guardi, lì ci sono tutti i suoi libri, tutto quello che ha scritto e anche qualche cosa mia, insomma, ma ecco, vede, tutto lì. Ha scritto opere fondamentali per la letteratura inglese e ha anche scritto cose inventive, diciamo, racconti, ha scritto una specie di romanzo sui frati minori, insomma, cose che dicono che aveva questa capacità non solo critica ma inventiva, ecco, che è fondamentale, perché non... E questo era il suo studio?
Lo studio di suo papà. Questo era il suo studio e qui passava gli ultimi giorni, gli ultimi anni, insomma, li ha passati scrivendo, meditando, parlando, chiacchierando. Guardi, io ricordo per esempio la sua amicizia con un amico che non c'è più qui. Chissà quanti abitanti anche qua della zona continuano a ricordare. Chiacchierate che faceva proprio a cuore aperto, ecco. E c'era un rapporto che, le ripeto, oggi tra le persone non c'è più, un rapporto di fratellanza, non so come dirlo. La comunità vera, insomma, di familiarità. Sì, guardi, io ricordo che ero ragazzo, ma qua c'era una famiglia, una persona, non so, che stava male, il padre famiglia che non poteva lavorare, eccetera. Tutti si mobilitavano per andare a aiutare. E ricordo mio nonno, per esempio, che era fabbriciere, della fabbriceria qua del posto, che ogni tanto si partiva di sera, si intaparava e andava. Io dicevo: ma no, dove vai? C'è la famiglia tale che ha difficoltà E dava a dare una mano. ha bisogno. E allora noi abbiamo fatto la colletta, andiamo a portargliela. Guardi questo. Questo era un senso di solidarietà diffusa che nei paesi soprattutto si viveva in maniera più forte. Si superavano i problemi che oggi sembrano insuperabili se vissuti da soli, ma in comunità, ecco, con l'appoggio dei parenti, degli amici, è tutto un altro modo di vivere. È un modo, non so come chiamarlo, umano, ecco, naturale. E questo è quanto bisogna che torni a essere, perché si sente veramente il bisogno di questo, ma devono essere i giovani che recepiscono questo, e pian pianino forse qualcuno c'è che ritorna a capire questi valori e a viverli, e a volerli vivere. Ecco, speriamo che sia così. Concludiamo il nostro percorso alla scoperta del paese di Bargone in un locale caratteristico, l'Osteria Tranquillo, che è gestita da Stefano Scalisi. Qua da quanto tempo? Da 3 anni. Quindi tutto sommato è una gestione recente la sua? Sì, è una gestione recente, tutta a livello familiare, e facciamo prettamente cucina siciliana. Quali sono i vostri piatti caratteristici? I piatti caratteristici della cucina siciliana sono la nostra caponata, che sono melenzane, olive, capperi e carota, tutte in agrodolce. Poi qui su ordinazione sempre facciamo il pesce. Il pesce, questi sono i polipi murati, alla siciliana i puip murati, così, che è fatto con dei polipetti molto freschi, con del pomodoro, origano e del concentrato. Poi facciamo delle cozze scoppiate e le olive cunzate, le olive nostre siciliane direttamente dalla Sicilia, fatte con aglio, carota e sedano e origano. Poi ci saranno altri piatti come dei primi, come la classica norma, la pasta al pistacchio con gamberi, e poi facciamo la classica pasta con le sarde. Tutta cucina siciliana? Solo cucina siciliana, dalla cucina ai vini e anche i dolci, fatti prettamente da noi. Lei da quanti anni fa questo tipo di attività? Questa attività la faccio da 10 anni. 10 anni che mi diletto a cucinare in varie cucine. Sono stato anche all'estero per altri motivi, sempre per la cucina, e poi ho deciso di aprire un ristorante. Ed è venuto subito qua a Bargone? Diciamo sì, sono venuto qui perché, avendo degli zii qui, siamo venuti a scoprire la Liguria e a far conoscere i nostri prodotti e la nostra cucina siciliana. I clienti apprezzano questo tipo di cucina un po' diversa rispetto alla nostra cucina tipica ligure? Sì, apprezzano tanto perché sono dei gusti diversi. E poi la cucina siciliana, diciamo, che è riconosciuta in tutta Italia e pure in tutto il mondo, sono dei piatti molto semplici e molto gustosi. Come vi trovate qua a Bargone?
Noi ci troviamo abbastanza bene, giustamente siamo da 3 anni che siamo qua e ci hanno accolto abbastanza bene. Il locale è anche abbastanza ampio, quante persone può ospitare? Sulle 100 persone ci stanno abbastanza bene. Martin Luther in the game of life. Yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Abbiamo concluso così il nostro viaggio nel paese di Bargone, terra di santi, terra di poeti, ma anche di nuove imprenditorialità, di attività legate alla terra e alla ricezione turistica. Il viaggio di Paese Mio ritorna la settimana prossima. Let's play Twister.